ultima partita del 2023 anche al Palamangano di Scafati, dove si affrontano le due squadre più precise dall'arco dei 3 punti di tutto il campionato. La locale Givova cerca il guizzo per la qualificazione alla Final 8 di Coppa Italia contro la Dolomiti Energia. Trento si prende il 50% con la bomba realizzata da Gragiulis. Subito prova a coinvolgere Gentile, Scafati e il numero 5 risponde subito presente. Baldwin sotto per Gragiulis che quasi a sorpresa mette i propulsori nei polpacci. Baldwin con il blocco di Cook prova questa volta ad andare in avvicinamento, trova il canestro, trova il fallo di Rossato. Qui a livello di lettura cestistica davvero avanzata per Baldwin. Gentile prova a mettere ordine con la penetrazione appoggiata al tabellone. Arriva il canestro di Gentile, arriva il fallo a rimbalzo su Gameball che dà un nuovo possesso a Scafati. Robinson sotto, poi la palla appoggiata per Rivers. Mentre Logan va a segnare, arriva alla fine il time out di Galbiati. Biliga 3 secondi, Baldwin si alza da 3 punti e tutto il talento di Kamar Baldwin. Logan intercettato il pallone, gran lettura difensiva di Udom che poi rischia qui per il contropiede. Alla fine Biliga trova la chiusura. Gerald Robinson attacca anche Ellis, vale il canestro, aveva chiuso il palleggio. Gragiulis stoppato da Alessandro Gentile che prova a lanciare la transizione nell'angolo da 3 punti a segno di Dimitri Rivers. Baldwin proprio per Gragiulis, adesso Forrai dall'arco dei 6,75. A continuare così sicuramente in difesa, cercare di limitare un po' i rimbalzi d'attacco di Trento. Uscita dai blocchi di Logan che non riceve Rossato che attacca il ferro, l'ombrello difensivo di Biliga. Biliga, Ellis, spazio per Alviti da 3 punti a segno. Rivers poi Gragiulis, gran movimento, spalle e fronte a canestro in un amen, che attacca Alviti, bonus esaurito per Trento, rompe il pick and roll Gerald Robinson. Quinn Ellis gestisce invece il pallone per Dolomiti Energia, attacca, grande azione chiusa da Cook. È stato importantissimo il blocco cieco di Forrai. Ancora Gameball contro Cook, 5 secondi, artista del piede perno, Julian Gameball. D'eccezione di un appoggio, Gameball, addirittura lui guida la transizione, chiude con il più classico dei dai e vai. Gentile dalla media a realizzare, palleggia, resto e tiro, 7 su 11 da 2. Biliga finta di consegnato, va a chiudere, grande canestro in questo caso di Paul Biliga. Gerald Robinson, 4 secondi, adesso sì che deve inventare l'ex playmaker di Sassari, alza la parabola. Chiude con una perla anche Gerald Robinson, anche Cook chiude con una perla. Finisce così 75
a 62. Penso che in una partita con questa distribuzione tutti siano stati MVP. Chiaramente avevamo delle assenze importanti e quando mancano dei giocatori tutti cercano di dare di più ed è quello che abbiamo fatto stasera.